Buongiorno a tutti ragazzi, continuano le esplosioni sullo Stromboli. In effetti ci sarebbero state altre due eruzioni, diciamo intorno alle 22:45, poi un'altra volta esplosioni come le vogliamo chiamare sono state sentite. Quindi la pioggia di cenere e altro materiale lavico si è conclusa dopo alcuni minuti dall'esplosione. Quindi ragazzi, diciamo che sta continuando ancora questa forte eruzione dello Stromboli, ancora non si è fermato nulla, quindi sta continuando questo suo buttare cenere in alto e materiale lavico. Quindi ci sono circa 3.000 turisti, ciao Danny, che sono andati via, mentre un centinaio sono ancora quelli che si trovano ancora nella piccola frazione di Ginostra, raggiungibile purtroppo solo via mare. Quindi diciamo che a breve andranno via anche questi qua, quindi 3.000 già sono andati via. Ciao Alessandro, alcuni residenti pure sono andati via come già avevo accennato, quindi diciamo che dopo l'eruzione quella là avvenuta alle 12:17 di 2 giorni fa sono susseguite altre due della stessa intensità alle 22:45 di ieri e a 23:30 sempre. Quindi diciamo che sono giorni in cui questo vulcano diciamo sta molto molto sveglio, quindi diciamo che la situazione ragazzi non sta migliorando, anzi pare che stia peggiorando. Speriamo bene che non aumenti la sua intensità, se no saranno costretti ad andare via anche i residenti. Purtroppo già molti, giustamente donne con bambini, sono andati via, diciamo sono rimasti per lo più uomini che stanno lì, che hanno case e tutto, e stanno cercando di vedere come sta la situazione. Quindi ci sono un centinaio di turisti che devono andare via, penso che per oggi li faranno andare via, mentre 3.000 turisti già sono stati mandati via, ma non perché giustamente è pericoloso stare lì, quindi è giusto che vadano via. Quindi sono rimasti giusti un po' di residenti e un centinaio di turisti che stanno a Ginostra, che è raggiungibile attraverso solo il mare, quindi abbandoneranno l'isola penso nella giornata di oggi. Quindi ragazzi, purtroppo mi dispiace, ma sta continuando questa eruzione. Altre due forti esplosioni sono state registrate. Sappiamo che lo Stromboli è un vulcano esplosivo, in senso che è come un tappo che esplode e poi si calma, e l'ha fatto già per questa è la terza volta. Quindi la prima volta bene, la seconda lo stesso e la terza lo stesso. Quindi a parte il pennacchio di fumo che ci sta, ha fatto proprio delle vere e proprie esplosioni. Quindi diciamo che la situazione non è delle migliori, almeno per questo momento. Quindi fino ad oggi, che è 31 agosto, sono le 12:20, quindi aggiornata a quest'ora qui. Quindi per oggi, perlomeno in questo momento, la situazione sta degenerando. Poi può darsi che si riprenda e finisca tutto questo casino. Speriamo che sia così, che perlomeno si calmi, si torna tutto alla normalità e i residenti, quelli pochi che se ne sono andati, ritornano. I turisti, tanto oramai la stagione è finita, quindi credo che è finita diciamo con i turisti, quindi credo si torni alla normalità. Quindi speriamo che si concluda, anche perché come vedete questo cartello sta sull'isola, c'è scritto chiaramente come indicate vulcano con attività esplosiva, cioè vedete, quello lo dice proprio. Non è un vulcano come l'Etna che scende la lava, che è un vulcano diciamo calmo. Questo è come diciamo il Vesuvio, è come tanti altri vulcani che sono esplosivi, cioè che è come un tappo che esplode. Quindi questi qua sono di questa natura così. Poi ci sono vulcani che sono
più calmi, che eruttano e scende la lava dal lato, qualsiasi lato, come quella del vulcano Etna, che pur essendo attivo, però non fa questo casino in senso di botti, diciamo, che poi manda cenere e lapilli di lava un po' dappertutto, no? L'Etna è come se scendesse da un lato bello piano piano la lava, quindi hai il tempo di andare via. Eh sì, è come quando apri una bottiglia, no, è come una Coca-Cola quando la sbatti ed apri, che succede? Da tutte parti, immagina che agiti una Coca-Cola, poi togli il tappo, che succede? Un casino, no? E così è pure con sto vulcano. Facciamo l'esempio della Coca-Cola quando la vai ad agitare e poi la vai ad aprire, è uguale. Mentre l'Etna è un vulcano calmissimo che scende piano piano dal suo lato. Può capitare che può avere un'eruzione, partiamo da questo. Però la maggior parte è di natura calma, diciamo, quindi scende la lava da un fianco e sfoga così. Invece questo qua no, questo qua, questo fa il pennacchio di fumo, poi se arriva cenere e palle di fuoco da tutti i lati, quindi se ti colpisce una cosa di quelle, ragazzi, ciao ciao. Come nei film quando arriva qualche pietra addosso incandescente, immaginate, è la stessa cosa, ragazzi. Solo che lì è un film e qua in realtà. Ma il risultato è quello là al finale. Quindi se per caso una pietra di quella colpisce una persona, sì, come Pompei, ciao ciao ragazzi, vi carbonizza all'istante, quindi non è meglio stare lontani, quindi perciò hanno fatto evacuare l'isola con 3.000 turisti, non uno, qua si parla di 3.000, più i residenti, diciamo quelli che hanno bambini sono andati via, quindi diciamo che non dico che è deserta l'isola, ma più o meno sì. Rispetto a come stavano 4-5 giorni fa, l'isola è quasi vuota. Vabbè ragazzi, ci aggiorniamo più tardi, se saprò altre notizie terrò sempre aggiornate. Per ora la situazione sta degenerando ancora, quindi la notizia è questa, non ci sono novità positive sullo Stromboli. Lo Stromboli sta continuando la sua attività esplosiva. Questo è quello che oggi 31 agosto alle 12:20 ancora risalta. Ci sentiamo alla prossima ragazzi e purtroppo speriamo che si calmi la situazione. Ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi.